Auto pirata uccide motociclista a San Donà di Piave. I carabinieri hanno rintracciato il fuggitivo nella notte. Arrestati 2 romeni che schiavizzavano una connazionale facendola prostituire e poi la tenevano segregata nell'area dell'ex Umberto I a Mestre. La filastrocca più lunga del mondo, dedicata a Pinocchio e in lingua veneta, sarà distribuita nelle scuole elementari in un DVD. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. In apertura ancora un'altra tragedia causata da un pirata della strada. Un 56enne di Ceggia, Gennaro Pagano, in sella alla sua motocicletta, è stato investito da un automobilista che poi è fuggito. È accaduto in via Calvecchia a San Donà di Piave verso le 21 di ieri sera, nella manovra di sorpasso di un'auto che stava svoltando. Nonostante il divieto per entrare al distributore Trivengas, è entrato in collisione con la Renault Megane guidata da un 59enne sandonatese. Pagano è morto sul colpo, l'automobilista è fuggito, ma è stato rintracciato nella notte dai carabinieri e denunciato a piede libero per omissione di soccorso. E ora una vita d'inferno nel degrado dell'area dell'ex Umberto I. C'era chi viveva un inferno peggiore degli altri. Vi era una ventenne reclusa, privata dei documenti, picchiata, soggiogata e costretta a prostituirsi. Arrestati 2 romeni per sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù. Nell'area dell'ex Umberto I di Mestre alloggiavano anche 2 aguzzini romeni che hanno ridotto in schiavitù una loro connazionale. I carabinieri del reparto operativo di Venezia sono andati a stanarli durante il blitz che ha consentito di identificare e cacciare anche una quarantina di balordi, clochard e pregiudicati che avevano trovato rifugio nei padiglioni abbandonati del complesso, in quello che ormai tutti chiamano il buco di Mestre. Andando a controllare alla fine l'attività di questi 2 soggetti rumeni, abbiamo verificato che dimoravano nella struttura ormai in disuso dell'ex ospedale Umberto I di Mestre, per cui siamo entrati, abbiamo sgomberato completamente l'ospedale e dopodiché abbiamo proceduto al fermo di questi 2 cittadini rumeni. Si chiamano Alexandru Prodan, di 42 anni, e Cristina Drezzaglio, di 30, e vivevano in una stanza assieme alla ragazza, una ventenne, che sorvegliavano a vista e che avevano soggiogato anche psicologicamente. Uno dei pochi casi in cui si può dimostrare la riduzione in schiavitù. Sì, perché abbiamo dimostrato sostanzialmente che i 2 cittadini rumeni sostanzialmente seguivano e costringevano la ragazza a prostituirsi in maniera continua, standole sempre vicino, molto vicino. La costringevano a prostituirsi a chiamata, le sue foto hard in internet facevano da richiamo e anche quando si appartava con i clienti la coppia di sfruttatori rimaneva sempre nei paraggi e la costringeva a consegnare loro tutto il denaro incassato. La storia è simile a quella di molte altre, l'hanno convinta a venire in Italia con la promessa di un lavoro onesto e poi l'hanno costretta a vendersi facendola diventare la loro fonte di reddito. Dopo 10 giorni la ragazza, che ora si trova in una comunità protetta, è riuscita a fuggire e a denunciare l'inferno che stava vivendo ad una connazionale e quest'ultima ha avvisato gli operatori di strada dei servizi sociali del comune di Venezia e si sono mobilitati gli investigatori dell'Arma. E gli agenti del commissariato San Marco hanno arrestato un cittadino algerino, Ilyes Abci, di 24 anni, che si era rifugiato nell'isola veneziana per fuggire alla cattura dopo che aveva collezionato numerose condanne per spaccio di droga e furti. Il malvivente deve scontare 6 anni di carcere per ordine del tribunale campano. L'uomo era privo di documenti ed è conosciuto con 15 identità diverse. E ancora una notizia di cronaca nera. Ad Olo i carabinieri hanno arrestato un autotrasportatore che ha rubato in un supermercato generi alimentari per il valore di 25 euro, pur avendo un lavoro regolare. L'uomo, Magine Florian, di 56 anni, residente a San Bruson di Dolo, è stato arrestato per rapina perché è stato colto in flagrante da un addetto alla sicurezza nel supermercato Ins di via Veceglio e per fuggire lo ha strattonato, trasformando il furto in rapina. Il camionista è stato fermato dai carabinieri fuori dal grande magazzino. E ora la crisi che morde, ma si affina l'arte di arrangiarsi. Molte famiglie veneziane sono riuscite a mantenere lo stesso standard di vita nonostante la riduzione degli stipendi, ricorrendo al baratto.
Torna il baratto nella nostra economia ed è sempre più utilizzato dai consumatori veneziani. È emerso da un'indagine realizzata dall'Associazione dei consumatori Adico, secondo cui un veneziano su 4 dal 2010 ad oggi ha barattato qualcosa. Si tratta di una forma di scambio moderno che riguarda oggetti, servizi e alloggi. Senza sborso di denaro molte famiglie sono riuscite a mantenere lo stesso stile di vita precedente alla crisi. Il fenomeno è nato spontaneamente, ha spiegato Carlo Garofolini, presidente dell'Adico, nelle cerchie di amici e poi, grazie a molti siti internet, ha preso piede anche tra chi non si conosceva. Negli ultimi 2 anni sono triplicate le persone che ricorrono al baratto nel veneziano. Il 30% scambia vestiti, scarpe e accessori. Ma c'è anche chi propone come merce di scambio interventi da elettricista, idraulico, tinteggiatore e giardiniere. Ed è il 22% del campione intervistato. E un'altra grossa fetta di servizi barattati è costituita dall'ospitalità in hotel, bed and breakfast e ristoranti di proprietà, ossia il 27%. Ed è ancora giallo sui vaccini anti-influenzali ritirati. Il Ministero ancora non è in grado di spiegare quali conseguenze potrebbero avere sulla salute dei pazienti ed è giunto 1 migliaio di telefonate con richieste di informazioni al numero verde 1500 costituito a Roma. Intanto il consigliere regionale del PD Claudio Sinigaglia, vicepresidente della Commissione Sanità, ha chiesto verifiche accurate sui vaccini sospetti venduti nel Veneto. L'esponente del PD ha affermato che gli risulta sia stato venduto un vaccino proibito la scorsa settimana anche nella nostra regione, smentendo quello che ha affermato l'assessore alla sanità Luca Coletto, e cioè che nel Veneto Agripal della Novartis non è mai stato distribuito. E ora all'area metropolitana è scattata la corsa per entrare nell'area metropolitana veneziana dopo che c'era stata la corsa per uscirne. Padova non vuole la fusione con Rovigo e preferisce legarsi alla città lagunare che sarà magnete di capitali e opportunità. La pensa così anche il Polesine, ma le proposte devono arrivare a Roma entro il 31 ottobre. È partita una corsa contro il tempo per entrare nell'area metropolitana veneziana. Padova e il Polesine non vogliono rimanere tagliati fuori e così Portoviro, Cadoneghe, Abano, Montegrotto Terme e la Città del Santo stanno febbrilmente preparando la proposta da presentare a Roma entro il 31 ottobre, termine ultimo prima che il governo metta mano al riordino delle province e accorpi Padova a Rovigo. Si capisce che Abano e Montegrotto si candidano a diventare il polo termale di Venezia. Nel caso di Padova invece la forza attrattiva della laguna sembra legata a ragioni politiche. Entrambe le giunte sono di centro-sinistra. Il sindaco Flavio Zanonato chiederà lunedì al Consiglio Comunale di pronunciarsi sull'ingresso del comune nella città metropolitana veneziana. L'amministrazione comunale di Portoviro è invece retta da una coalizione di centrodestra, ma il 16 ottobre scorso il Consiglio ha approvato la proposta di unificazione a Venezia perché si tratterebbe di territori morfologicamente simili e con le stesse problematiche. La speranza ora per la città metropolitana è che al progetto di fusione aderiscano anche i 9 comuni che compongono il parco del Delta del Po. Così verrebbe aggregato tutto il territorio costiero veneto. Sono positive le risposte di Porto Tolle, Rosolina, Loreo, Ariano Polesine, contrario soltanto il comune di Adria. Il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, si è dichiarato soddisfatto perché sulla città metropolitana ha sempre scommesso e ha criticato la regione Veneto che non è riuscita a definire i nuovi confini in 1 mese e mezzo di discussioni ed è stata scavalcata dai territori. Ma per il sindaco Giorgio Orsoni, il sindaco di Venezia, c'è anche una brutta notizia. Oggi è stato firmato il contratto di programma ENAC-Save contro la diffida del primo cittadino veneziano che invece appunto aveva chiesto all'ENAC di non firmare il contratto se prima non fosse pervenuto anche il parere del Comune di Venezia. L'accordo prevede investimenti tra il 2012 e il 2016 per 320 milioni di euro e nell'intero decennio 2012-2021 gli investimenti saliranno ad un ammontare di ben 600 milioni di euro. E si trovano tutte nel veneziano, 9 delle 255 discariche disseminate in Italia e dichiarate fuori legge dalla Corte di Giustizia europea. La denuncia viene dall'Italia dei Valori, che punta il dito sulle discariche di Chioggia a Borgo San Giovanni, di Mira in via Teramo, di Salzano a Sant'Elena di Robegano e di Venezia, nell'area Sordon, via Colombara, Malcontenta, Mestre Carpenedo, Cave Bertoldo, Cave Casarin, area Miatello e Moranzani 3.
Le abbiamo elencate tutte perché l'Italia è stata condannata a pagare 56 milioni di multa per la loro mancata bonifica. E ora diamo uno sguardo all'area metropolitana, iniziamo dalla provincia di Venezia, dove un ventilato rischio sanitario ha portato ad una serie di restrizioni. Sentiamo di cosa si tratta. Vietato irrigare i campi con l'acqua del fiume Dese a Marcon. Il provvedimento, firmato dal sindaco Andrea Follini, è stato emesso allo scopo di tutelare la salute pubblica. Durante le ultime analisi effettuate dall'ARPAV è infatti stata riscontrata la presenza di salmonella nelle acque del fiume. Salici piangenti o gelsi bianchi come ai primi del Novecento. Il dilemma riguarda l'area dei mulini in centro storico a Portogruaro. Per venirne a capo, il comune ha deciso di affidarsi ad un sondaggio online. Le nuove piante andranno a sostituire 2 salici in cattive condizioni. In corso a Mira la campagna abbonamenti per la nuova stagione teatrale di Villa dei Leoni, che sarà aperta il 10 novembre da Marco Paolini. In cartellone anche artisti come Mario Perrotta, Giuliana Musso, Silvia Gribaudi. L'abbonamento per le 9 serate costa 95 euro, 55 il carnet di 5 spettacoli. Ci spostiamo ora nella Marca Trevigiana, alle prese soprattutto con questioni riguardanti l'economia. Il comune di Paese ha deciso di istituire la Family Card, una carta che verrà consegnata soltanto a famiglie segnalate dai servizi sociali e che permetterà di avere sconti in alcuni negozi. Sarà gratuita e nominativa, potranno chiederla famiglie con genitori disoccupati, con figli a carico e reddito basso. Il metano arriva ad Asolo. I lavori di allacciamento riguardano l'area del centro storico, dove i residenti hanno aderito in massa alla possibilità offerta dal comune e dall'azienda Asco Piave. I cantieri per la metanizzazione comportano la chiusura di alcune strade, dunque sono previsti temporanei disagi. Attori per un giorno a Mogliano sono gli anziani protagonisti del film Antitruffe promosso da Comune e Prefettura di Treviso. In scena tante storie alla ribalta della cronaca, come la truffa dello specchietto, il finto pacco o il finto poliziotto. Il film è un sequel, il titolo sarà probabilmente Attenti al lupo 2. Andiamo infine in provincia di Padova, intenzionata a puntare sempre più lontano, almeno in fatto di turismo. Abano, base del turismo indiano in Italia. L'accordo è stato siglato con un tour operator indiano residente in Italia da 20 anni. L'obiettivo è di portare i turisti indiani prima di tutto alle terme, anche perché per loro l'acqua calda è sacra. Intanto in questi giorni proprio ad Abano verrà girata una fiction indiana. Stage di difesa personale per bambini a Campodarsego. L'incontro, finalizzato alla prevenzione del bullismo, si rivolge a varie fasce di età, a partire dai 4 anni in su. La partecipazione è gratuita e si svolgerà nel pomeriggio di sabato 27 ottobre presso la palestra UN Motion, gradita la presenza dei genitori. Anche Rubano avrà un mercatino di Natale. Il comune l'ha deciso come incentivo al commercio locale. In seguito potrebbe diventare un appuntamento mensile fisso con artigiani, antiquari, hobbisti e collezionisti. La data scelta è il 15 dicembre. Le iscrizioni sono aperte fino a fine mese. E adesso, lo avete sentito dai titoli, conosciamo un Pinocchio mai visto prima. È fatto di carta e parla il dialetto veneto e l'inglese. Dimentichiamo la superba lingua toscana di Collodi, ora Pinocchio ha imparato anche il veneto, il misterioso dialetto della sinistra Piave che gli ha insegnato la maestra Liliana Nadal. In tela notte i ladri sgama e il paron lo alciama. Ma partiamo dall'inizio, dai primi anni 90, quando la vulcanica insegnante, autrice di una lunga filastrocca su Pinocchio, la più lunga del mondo, decise di animare i suoi ottonari. Fu così che nei rudimentali studi di Tele Jolly a Conegliano
nacque un delizioso cartone animato a passo 1, un concentrato di fantasia che, oltre alle rime baciate della maestra, metteva insieme il talento di un giovane videoartista, Igor Francescato, e le musiche originali di un altro giovane, il compositore Paolo Piazza. Queste avventure di Pinocchio, con le voci dei bambini delle elementari Marconi, riuscirono così bene che nel 95 furono anche premiate. Ma veniamo al presente, perché nel frattempo la maestra Nadal, fata turchina che appare e scompare, ha riscritto la filastrocca nell'idioma nativo e il piccolo cartone animato, sotto la direzione dell'ormai affermato regista Igor Francescato, è diventato un importante progetto al quale ha aderito anche la Regione Veneto. Il cartone di Pinocchio, 15 minuti di poesia in bianco e nero, in lingua italiana, in dialetto e in inglese, è diventato un DVD ricchissimo di contributi che sarà distribuito nelle 1500 scuole elementari del Veneto. Then when Pinocchio made his way back home, a voice came from the war. Intanto, per vederlo in anteprima e conoscere tutti i protagonisti di questa bella avventura, è stata organizzata una serata all'Auditorium Dina Orsi di Conegliano domenica 28 ottobre alle 17. Di sicuro Pinocchio ci stupirà ancora una volta. Pinocchio saluta tutti e, come dici? Ah sì, vi dà appuntamento per domenica 28 ottobre 2012 a Conegliano. E poi sul web. Ma che sia una bugia? Sarà un fine settimana molto ricco di avvenimenti, quello che sta arrivando, e l'evento principale è la Venice Marathon, ma ce ne sono anche molti altri. Qualche altro spunto nel prossimo servizio. Tempo di zucca e di notti magiche. A tal proposito, nel fine settimana, la festa della zucca di Salzano presenta uno spassoso spettacolo per bambini, zucche magiche tra favole e incantesimi. Ma i divertimenti sono tanti anche per gli adulti. Nello spazio riscaldato alle spalle del municipio si possono ad esempio ammirare gli intagliatori di zucca all'opera con scalpelli e taglierini, visitare mostre d'arte o scoprire oggetti misteriosi come i samovar provenienti dai paesi dell'est. Naturalmente c'è anche tutto il resto, cibo e ballo a volontà fino a tarda sera. Spostandoci invece verso Mestre, possiamo fermarci lungo la Castellana a Trivignano per la serata inaugurale della rassegna Autunno a Teatro. In Sala San Marco, sabato 27 ottobre alle 20:45, andranno in scena Le donne gelose di Carlo Goldoni nell'edizione firmata dalla compagnia Il Garangheo. Uno squarcio di vita veneziana con vedova adescatrice, mariti creduloni e mogli ovviamente gelose. Biglietto 6 euro. Andiamo infine a Venezia, dove domenica pomeriggio la chiesa di San Trovaso ospita un evento davvero eccezionale. Il coro e l'orchestra dell'abbazia di Cluny eseguiranno infatti il Requiem di Mozart, un'esibizione che si preannuncia spettacolare per le dimensioni dell'organico. 80 musicisti, per l'esattezza 65 cantori e 15 strumentisti. Il concerto è organizzato dall'Associazione Alessandro Marcello e dalla Parrocchia San Trovaso, già promotori del Festival Organistico Gaetano Callido. L'appuntamento è per domenica 28 ottobre alle 18, l'ingresso è libero. E ora il consueto spazio riservato alla nostra rubrica del venerdì, lo Zoom del Gazzettino, in cui si analizzano le notizie della settimana. Sono andata negli studi di Radio Venezia e mi sono incontrata con Tiziano Graziottini. Sentiamo. Siamo negli studi di Radio Venezia come ogni venerdì e con me Tiziano Graziottin, che ritorna dopo 2 settimane di assenza, caposervizio del Gazzettino. Ben ritrovati.
Allora, il commento delle notizie della settimana. Beh, sicuramente non possiamo non parlare di una notizia che è già un po' passata, ma insomma è cominciata domenica con questa martellata, questo colpo terribile che un ultra ha inferto ad un altro ultra, rendendolo in fin di vita. Sì, una situazione molto particolare. Noi quando abbiamo avuto le prime notizie domenica pensavamo a uno scontro tra tifosi del Venezia e tifosi del Mantova, tanto è vero che la prefettura aveva allertato dei servizi speciali proprio in vista di questa partita. In realtà poi strada facendo abbiamo scoperto che si trattava di uno scontro tra tifosi proprio del Venezia e poi è venuto fuori tutta questa ruggine, questa antipatia legata probabilmente più ad aspetti ideologici, politici, ma in senso molto molto ampio, più che all'aspetto vero proprio calcistico. Anzi forse l'unico trade union tra questi ragazzi è che vanno tutti a vedere la partita, ma poi in realtà non hanno probabilmente niente da spartire, sicuramente non hanno nulla da spartire col calcio e col tifo vero. C'è stata questa situazione di appunto questo colpo, come hai detto, molto forte. Per fortuna il ragazzo, che in un primo tempo sembrava gravissimo, se la caverà, tanto è vero che lo abbiamo anche, il Gazzettino l'ha intervistato in esclusiva l'altro giorno, però quello che insomma ci ha lasciato un po' perplessi è questo clima che si vive, perché poi strada facendo si è scoperto una situazione di risse, un ragazzo che prima era stato sfregiato, un ragazzo di sinistra, e di qui è partita la ritorsione dei ragazzi di destra, insomma un clima pesante. Speriamo che ora non ci siano escalation di questa violenza, ma era qualcosa insomma che non era meglio assolutamente che non ci fosse, che andrà contrastato con forza, perché poi da queste situazioni di continue botte, ribatti eccetera può veramente scapparci il morto. E domenica in Piazzale Roma probabilmente, se per poco poteva esserci una tragedia. No, ecco, tra l'altro va detto che ha creato molta tensione proprio il giorno quel giorno, perché c'era la partita e le forze dell'ordine hanno dovuto mettere in campo altre forze di più rispetto a quelle previste, proprio perché temevano che poi le vendette magari si sarebbero scatenate proprio durante la partita. Quindi voglio dire, sono cose veramente che mobilitano l'intera città, ecco questo, no? Certo. Senti, altra notizia, il buco di Mestre, l'ex Umberto I, il blitz dei carabinieri che è riuscito a cacciare ben 38, ha trovato 38 clandestini, e forse ce n'erano anche di più, clandestini o extracomunitari, balordi, forse anche pusher. Senza tetto in genere. Infatti credo che le forze dell'ordine, perché prima c'è stato un intervento dei carabinieri ma poi c'è stato un intervento anche della polizia, abbiano raccolto quello che è stato l'appello del vice sindaco Simeonato, lanciato proprio attraverso il Gazzettino, quando ha sottolineato la necessità di un intervento urgente sul buco, come lo chiamiamo noi, nell'area in sostanza dell'ex ospedale Umberto I, proprio perché, come hai detto, oltre a un fenomeno di sbandati e senza tetto, era chiaro che si era infiltrata anche una situazione di pusher o comunque di personaggi legati alla malavita che approfittavano di questa situazione, come dire, a cielo aperto per poter fare i loro traffici. Quindi bene questo intervento, anche perché i residenti ne avevano diritto, i residenti del centro di Mestre hanno un diritto alla tranquillità che deve essere assolutamente tutelato, e importante in questo senso l'annuncio che ha fatto la proprietà di voler mettere una guardiania, insomma dei vigilantes con dei cani, proprio per impedire gli accessi, perché abbiamo visto tra l'altro che pur con situazioni murate, con buchi tappati eccetera, poi nel tempo i buchi si aprono e gli sbandati entrano. Ecco, anche noi di Televenezia sono andati a intervistare un edicolante lì vicino e anche un barista, e tutti hanno detto che avevano molta paura, addirittura l'edicolante è stato anche aggredito, quindi voglio dire, situazione speriamo migliori. E parliamo dell'ultima notizia, riguarda questo fine settimana la Venice Marathon, che come sempre attira molte iscrizioni, e quest'anno ci sono anche più atleti, e la Venice Marathon veramente piace a tutto il mondo.
Sì, tanto è vero che deve essere messo un tetto alle iscrizioni, perché sennò ci troveremo con 100.000 atleti, cosa assolutamente impossibile da gestire per le dimensioni della città. Ma però ne parlo volentieri, perché il Gazzettino è anche media partner di questo evento, che è un evento straordinario che attira sempre tanta attenzione sulla città in un periodo, tra parentesi, abbastanza morto, come si suol dire, e quindi credo che anche gli albergatori apprezzino questo sforzo che Piero Rosa Salva e gli altri organizzatori mettono ogni anno in campo. Io credo sia diventata, perché sento poi parlando con gli ospiti, una delle maratone più apprezzate a livello internazionale. Ha una specificità sul piano tecnico notevole, con tutti quei ponti. Sappiamo che i maratoneti non sempre, come dire, apprezzano, perché hanno sul piano fisico sono delle sollecitazioni molto pesanti, però sono contentissimi di correrla, proprio perché lo scenario è impagabile. E l'organizzazione continua a insistere, e bene fa, e bisogna dargliene un plauso, anche sulla Family Run, cioè cogliere l'occasione di un grande evento sportivo per portare in piazza le famiglie, i papà, le mamme, i bambini. Credo sia una cosa straordinaria. E ultimo, e chiudo, per parlare anche del tema della disabilità. Ci sarà, come al solito, il grande Alex Zanardi, che darà anche in questa occasione, dando il suo appoggio a un ragazzo tetraplegico, cioè proprio lo sosterrà e lo porterà avanti, tra virgolette, lui in prima persona. Quindi un gesto importante che illumina ancora la questione drammatica della disabilità, di quel che ancora la società deve fare per accogliere questi ragazzi e queste ragazze. Certo. Ultima cosa, speriamo che il tempo regga, perché è previsto maltempo. Comunque Rosa Salva ha detto che sono organizzati. Ok, bene, grazie Tiziano di essere intervenuto, grazie a voi per averci ascoltato, ci rivediamo venerdì prossimo. A venerdì prossimo. E purtroppo ci attende un brutto fine settimana, secondo i meteorologi, per quanto riguarda il maltempo. Ci sarà anche un brusco abbassamento delle temperature domenica. Sentiamo le previsioni giorno per giorno. Tempo stabile con clima mite e massime superiori alla media, maggiore instabilità da martedì 23. Sabato 20 ottobre, sereno e soleggiato con foschie e nebbia in pianura, visibilità ridotta in mattinata, valori stazionari, mare calmo o poco mosso. Domenica 21 ottobre, poco nuvoloso per transito di nubi alte, minime in salita, massime invariate, mare calmo o poco mosso. Lunedì 22 ottobre, sereno o poco nuvoloso con nebbie mattutine, minime in lieve diminuzione, massime in aumento comprese fra i 14 e i 23 gradi. Martedì 23 ottobre, soleggiato con buona visibilità grazie alla ventilazione da nord-est, temperature in calo. La marea di sabato 20 ottobre è normale, la massima alle 13:50 60 cm, la minima alle 21 meno 10 cm. Bene, siamo alla fine della nostra edizione, vi lascio con una controcopertina. Un mese fa il loro atteso concerto nell'ambito del Festival Venezia Città Viva era saltato per un banale disguido. Parliamo dei musicisti del coro Serenissima, pronti a recuperare la data con il concerto di domenica prossima, 28 ottobre, in Sala San Leonardo a Venezia alle ore 18. Tra le canzoni proposte ci sarà sicuramente El Bacanal, un inno all'allegria e alla gioia di vivere. L'ascoltiamo nella nostra controcopertina e io intanto vi saluto, vi ringrazio per averci seguito, per averci scelti. Buon proseguimento e soprattutto buon fine settimana. sul muso duro
was